Buongiorno e benvenuti. Io sono Pierantonio Polloni e sono uno psicologo corporeo e questa è Psicologia in pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. Oggi affrontiamo un tema molto attuale che è parte del tessuto della nostra società. Il femminicidio. Il femminicidio è una ferita profonda che richiede anche una riflessione rispettosa unitamente ad azioni concrete. Al di là delle statistiche e delle leggi, voglio parlarvi di una connessione intrinseca che c'è tra questa forma di violenza e il mondo delle emozioni. È qui che emerge l'importanza cruciale di una forma specifica di educazione, l'educazione a quelle che io chiamo emozioni ombra. L'educazione alle emozioni ombra si concentra sull'esplorazione e sulla comprensione delle emozioni più oscure, nascoste, anche represse, in un contesto in cui il femminicidio è alimentato da dinamiche emotive complesse. La consapevolezza di queste emozioni può essere un passo fondamentale verso la prevenzione. Le radici del femminicidio spesso affondano nella gestione distorta delle emozioni, come gelosia, rabbia, possessività. Educare le emozioni ombra significa aiutare le persone a riconoscere, comprendere e canalizzare in modo sano questi sentimenti. In qualità di psicologo corporeo, io tendo a evidenziare come questo tipo di educazione non solo favorisca consapevolezza individuale, ma agisca anche come baluardo contro comportamenti violenti. Infatti, incorporare l'educazione alle emozioni ombra nelle scuole, nelle famiglie, nei contesti relazionali diventa, a mio avviso, veramente prioritario. L'ombra e le emozioni abissali sono concetti che parlano di parti di noi stessi, che tendiamo però a nascondere, ad ignorare. Immagina ora di avere una parte di te che non mostri mai agli altri, che contiene emozioni scomode, talvolta insidiose. Questo lato oscuro, chiamato appunto ombra, include sentimenti come la rabbia, la gelosia, la paura, e spesso preferiamo non affrontarle. In poche parole, comprendere l'ombra e le emozioni abissali significa riconoscere e affrontare quei sentimenti più oscuri che tutti abbiamo, ma che spesso evitiamo. È un percorso di consapevolezza e può portare a una vita più equilibrata, a relazioni più sane. In psicologia si è soliti notare che ciò che viene represso prima o poi ritornerà. E attenzione, perché quando lo farà sarà in modo molto più forte. È come un magico specchio in grado di riflettere i nostri sentimenti più nascosti. L'ombra ci sussurra di esplorare il lato oscuro della nostra emotività. Pensate alle gelosie che si nascondono dietro un sorriso radioso, alle paure che si annidano dietro un atteggiamento sicuro, oppure un sorriso forzato, una risata coprente la paura, un abbraccio che nasconde la solitudine. La nostra ombra ci chiama ad esplorare questi reconditi labirinti emotivi. Il mio consiglio è invitare a danzare con le proprie emozioni abissali, per riuscire a riconoscere la bellezza e la forza insite in loro stesse. E voi direte come? Ok, praticando con costanza la meditazione compassionevole, per esempio, oppure riflettendo profondamente sulla sofferenza altrui, sviluppando una connessione empatica. Serve allenamento, lo stesso che si fa per raggiungere risultati sportivi. Non è una cosa che giunge dal cielo, oh che fortuna. Immaginiamo le emozioni come un iceberg. La punta visibile rappresenta ciò che mostriamo al mondo, ma cosa c'è sotto? Cosa c'è nell'abisso? L'ombra, il regno delle emozioni abissali, custodisce tesori inaspettati. Nella routine quotidiana, quando la frustrazione minaccia di emergere come un vulcano, l'educazione alle emozioni ombra ci insegna a trasformare quel magma in energia creativa. Infine, per concludere, per tutti coloro che desiderano approfondire, alcuni autori che hanno dato un grande contributo a questo tema, vi suggerisco Carl Gustav Jung, che ha introdotto il concetto di ombra e questa idea ha contribuito alla compressione poi delle emozioni negative. Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, ha esplorato le radici psicologiche delle emozioni
emozioni negative, concentrandosi sulla dinamica tra conscio ed inconscio. Aristotele, nella filosofia antica, ha affrontato le emozioni negative nel suo lavoro sull'etica, esplorando come queste influenzino il comportamento morale e l'equilibrio nella vita. E infine Martin Seligman, americano, che nell'ambito della psicologia positiva ha studiato come affrontare emozioni negative attraverso strategie di resilienza e ottimismo, promuovendo anche un benessere psicologico più ampio. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima rubrica di Psicologia in pratica. Ciao!